terzo ed ultimo test match per il Montorio Calcio, che al Centro Sportivo delle Sorgenti sostiene l'allenamento congiunto con il San Giovanni Lupatoto. Il Montorio parte concentrato e, grazie alla pressione alta, crea le condizioni per recuperare palla. Tacchella cross al centro, velo di Zanetti e Pimazzone mette la palla in rete. Lavagnoli pesca in area Ambrosi che di testa serve Zanetti, tiro al volo e palla di poco al lato. Il San Giovanni prova a scuotersi e si affaccia in area avversaria, ma la difesa del Montorio riesce a sventare l'occasione. Ancora il San Giovanni in attacco con Torrini che conclude da fuori area. Rabarra è attento e respinge il tiro. Braga per Tacchella che restituisce la palla. Passaggio filtrante per Avedi che tira. Sciara in tuffo neutralizza la conclusione in 2 tempi. Nel finale della prima frazione il San Giovanni si rende pericoloso con un cross di Lipizer che si stampa sulla traversa. Sulla respinta Carillo tira e la difesa libera. Subito dopo Anderloni fa filtrare in aria per Cardone che impegna Rabar. Nel secondo tempo la girandola di sostituzioni. Bisogno serve sulla fascia Turrini. Finta e poi tira in rete. Menighelli devia con il corpo in angolo. All'11° Zanetti viene esteso in area. Calcio di rigore. Alla battuta va lo stesso Zanetti che spiazza il portiere e porta a 2 lo score del Montorio. Ancora Zanetti in azione. Lancio per Cailotto che tira al lato di poco. Marchetti entra in area e tira. Anderloni blocca in 2 tempi. Bacari dal fondo serve Marchetti che crossa al centro. Tacchella controlla e tira. Girlanda deve in angolo. 25°. Marchetti serve sulla fascia Campobello. Il suo secondo tiro entra in porta con Bacari che si assicura che la palla entra in rete. Marchetti mette un cross in area. La palla, finita sul lato opposto, viene attaccata da Cailotto che controlla e piazza la sfera sul palo opposto per il definitivo 4-0. Nel finale c'è ancora spazio per un intervento di Fontana su calcio di punizione di Turrini. Marchetti cerca di suggellare la sua prestazione con un tiro a giro e finisce al lato. Ultima occasione per il San Giovanni. Lollato lancia Cardone che, forse un po' sulle gambe, non trova la coordinazione giusta e spedisce la conclusione al lato. Risultato finale: Montorio 4, San Giovanni Lupatoto 0.